ritrovati, eccoci pronti per il nostro TG, tante le notizie, cominciamo dai titoli. Il commissario regionale del PD annuncia l'appoggio a Pippo Callipo e lancia un messaggio a Oliverio, chi compie scelte diverse fuori dal partito. Nel fine settimana Zingaretti in Calabria. Nell'Assemblea dei 5 Stelle ribadita la linea del movimento avanti da soli con Francesco Aiello, ma Callipo li invita a riflettere. Polemico commiato del sindaco di Crotone che convoca una conferenza stampa per spiegare le sue dimissioni. Nel corso dell'incontro con i giornalisti se la prende con i suoi. La chiusura programmata del punto nascite nell'ospedale di Castrovillari fa infuriare i cittadini che hanno inscenato una protesta stamattina davanti al nosocomio. Sta diventando insostenibile la situazione dei rifiuti nella Locride, la spazzatura è ovunque, minacciata anche la chiusura delle scuole. Le strade interne della cittadella, intitolate ai presidenti della regione che si sono succeduti negli anni, stamattina i primi 5. La Regina domina incontrastata, altra vittoria fuori casa, vince anche la Vibonese, sconfitte per Catanzaro e Rende. Ancora ben ritrovati dalla redazione del TG10. In apertura la sanità con l'avvertenza dei dipendenti della Coop Service, sono 92, 32 di loro nei giorni scorsi hanno ricevuto le tanto temute lettere di licenziamento. Oggi in prefettura un tavolo per risolvere l'avvertenza, per trovare uno spiraglio di intesa su questa delicatissima avvertenza alla presenza del commissario Cotticelli ed è stato davvero un lungo pomeriggio. Vediamo. Stasera dobbiamo trovare la soluzione. Noi non scendiamo di qua, dormiamo qua. Tanto questa è la sala della protezione civile che noi utilizziamo anche per le emergenze. È un'emergenza. Adesso stiamo aspettando che l'azienda ci porti il contratto con tutto il progetto. Perché lo vuoi vedere questo contratto? Per verificare se ci sono degli esuberi di personale con i quali poi noi revochiamo i trasferimenti, giusto? Sì. E i licenziamenti. Questo è lo scopo. Certo. E sta arrivando. Ma noi ce l'abbiamo già una soluzione confezionata per la revoca dei licenziamenti. Se non ci dovessero essere queste ore. Se non ci dovessero essere queste ore che tu dici ci sono. Se non ci sono quelle ore noi abbiamo la soluzione. Quindi noi comunque stasera per forza ce ne andiamo con la revoca dei licenziamenti. Il prefetto Paola Galeone e il commissario Saverio Cotticelli determinati in prefettura a Cosenza. Il tavolo non smobilita senza la revoca dei licenziamenti. L'avvertenza dei lavoratori della Coop Service, 92 operatori sociosanitari demansionati nelle funzioni e nello stipendio nei mesi scorsi, 32 dei quali licenziati senza preavviso venerdì scorso. Una riunione fissata per le 15 oggi nel Palazzo di Governo della città. I lavoratori in piazza, sugli striscioni in macelleria sociale è scritto in caratteri cubitali. Attorno al tavolo in prefettura, oltre ai rappresentanti istituzionali, l'azienda ospedaliera, i responsabili dell'azienda Coop Service, i sindacati. Le ore passano, la riunione deve essere aggiornata, mancano delle carte, dei documenti. Il pomeriggio lascia il posto alla sera, i lavoratori sono sempre lì in attesa. Intanto l'ospedale dell'Annunziata è in difficoltà. I 92 dipendenti della Coop Service lavoravano da più di 20 anni nelle corsie e la loro assenza pesa. Ancora per la sanità ci spostiamo a Castrovillari per la protesta dei cittadini, protesta che è scaturita dalla chiusura programmata del punto nascita. Vediamo. Rischio il punto nascita di Castrovillari. Questa mattina davanti al nosocomio cittadino un sit-in di protesta delle mamme per smuovere le coscienze e scongiurare la chiusura del presidio sanitario, punto di riferimento di un intero territorio. La situazione è gravissima. C'è una lettera protocollata dal primario dottore Scudo che entro il 16 dicembre fermerà la macchina di pediatria, per cui il reparto verrà ufficialmente chiuso se non si interviene con l'imminente ingresso
ingresso di nuovi medici. Non ce la fanno più perché loro veramente hanno garantito questo tipo di servizio facendo turni massacranti, lo stesso primario ha fatto turni di notte, per cui adesso hanno detto basta, non ce la fanno più. Mancano medici, personale sanitario, il reparto è al collasso e l'emergenza è stata segnalata più volte senza sortire gli effetti sperati. Io come primario non dovrei fare notti o turni, mi sono messo in gioco, faccio anche io notti e turni, però è una situazione che non può durare tantissimo quanto sta durando. È stato fatto un concorso che è andato deserto. In pratica deserto perché poi non ci sono state persone che hanno accettato, però vanno ricercate soluzioni che garantiscono, perché io non posso continuare a violare il contratto collettivo nazionale perché i miei collaboratori non ce la fanno. Sono oltre 10 mesi che la situazione va avanti, nonostante la carenza di personale, ma si è giunti al capolinea. È arrivato l'out-out, il 16 dicembre, la data ultima, per evitare l'ennesimo scempio calabrese. Non ci sono più medici in giro, anche quando li si cerca non si trovano. L'azienda, io so che ci ha provato diverse volte con concorsi, cercando personale in tutti i modi, e fino adesso ancora in una fase di ricerca. Sono allo studio altre soluzioni, come qualcuno dice anche la possibilità di richiamare medici che non sono dipendenti. Io mi auguro che comunque sia ci si riesca, perché qui davvero rischiamo che la tutela del diritto alla salute non ci sia più. La politica adesso con la conferenza stampa oggi del commissario del Partito Democratico in Calabria, Stefano Graziano, che ha annunciato la visita del segretario nazionale Zingaretti per il fine settimana nella nostra regione a sostegno del candidato alla presidenza Pippo Callipo. Vediamo. Il segretario nazionale del PD, Nicola Zingaretti, sarà in Calabria il prossimo fine settimana per sostenere la candidatura di Pippo Callipo alla presidenza della regione. Lo ha annunciato oggi il commissario del Partito Democratico Calabrese, Stefano Graziano, il quale in una conferenza stampa ha definito Callipo l'Olivetti del 2000 in Calabria, spiegando la scelta di stare al fianco dell'imprenditore. Un grande segno di apertura, soprattutto alla società civile, ma soprattutto alle nuove generazioni della Calabria, perché ha un profilo importante, una storia importante, ha fatto denuncia contro l''ndrangheta e soprattutto perché io direi ha umanizzato l'azienda, ha un grande rapporto con i suoi dipendenti. Giochi chiusi per la coalizione in campo, Graziano glissa sul Movimento 5 Stelle e fa sapere che l'appello è rivolto a tutte quelle che definisce forze sane della Calabria. Io lancio l'appello a tutte le forze vive, sane della Calabria, che vogliono cambiare la Calabria. L'unico modo per cambiarle è sostenere Pippo Callipo con tutte le energie, perché questo a mio avviso va lo dico ai 5 Stelle, ma lo dico al Movimento delle Sardine, lo dico a Carlo Tanzi, lo dico a tutti quei movimenti civici e partiti come si può essere anche Italia Viva, per ragionare in quella direzione. Con il presidente uscente della regione Mario Oliverio, esponente del PD, oggi ricandidato, nessun margine di trattativa? Noi siamo aperti al confronto con tutti, a partire dal fatto che il candidato alla presidenza della regione è Pippo Callipo, dopodiché porte aperte a chi vuole cambiare la Calabria. Prossimo step, fa sapere infine Graziano, la composizione delle liste, oltre agli uscenti, spazio a giovani e donne. E adesso che succede? Come risponderà Oliverio all'out-out del commissario Graziano, che dalla Mezia in un'apposita conferenza stampa gli ha mandato a dire che: primo, il candidato è Pippo Callipo; 2, che chi fa scelte diverse è fuori dal partito; 3, che nel fine settimana arriverà Zingaretti e che farà un'iniziativa a sostegno dell'imprenditore. Detto questo, la palla passa al governatore, il quale questa mattina ha chiarito di non aver mai detto sono io il candidato o nessun altro, salvo poi confermare per domani l'inaugurazione della sede politica nella quale si lavorerà per la candidatura. Se non succederà qualcosa nelle prossime ore, tra il PD e Oliverio calerà il sipario.
Né lascia ben sperare l'appello rivolto da 4 consiglieri regionali, Aieta, Dacri, Mirabello e Nucera, che hanno chiamato in causa il segretario nazionale per invitarlo a riconsiderare la posizione assunta dal Partito Democratico. Secondo i 4, la scelta di appoggiare Callipo altro non è se non una decisione divisiva. Morale della favola, Zingaretti ci ripensi o i contraccolpi saranno drammatici. Adesso bisognerà capire come si muoveranno tutti coloro i quali all'interno del partito si sono espressi in favore della ricandidatura del presidente uscente. Parliamo adesso dell'Assemblea dei 5 Stelle, nella quale è stata ribadita dal movimento la linea espressa finora, ossia avanti con il candidato Francesco Aiello. Vediamo. L'Assemblea vota per Aiello, nel senso che il candidato scelto dal Movimento 5 Stelle tiene, nonostante l'irruzione nella scena politica di Pippo Callipo, che strizza l'occhio ai pentastellati. Su questo punto il professore si dice tranquillo. Le mie aspettative sono assolutamente positive, perché stiamo facendo un percorso da 3 o 4 settimane che è finalizzato alla presentazione di una lista civica, di un'alleanza civica allargata in cui il ruolo dominante l'avrà il Movimento 5 Stelle, però noi abbiamo un programma e un calendario di attività e questa è una tappa del programma che abbiamo programmato 3 o 4 settimane fa. Non solo lui, ma anche Paolo Parentele, il coordinatore dei 5 Stelle in Calabria, è sulla stessa linea. Sì, è il candidato che abbiamo proposto al capo politico e che stiamo proponendo quindi come candidato alla presidenza della Regione Calabria in questa partita difficilissima per le regionali in Calabria. E insieme stiamo costruendo appunto questo progetto civico per continuare le nostre battaglie più importanti in Calabria sulla sanità, sui trasporti, sui rifiuti e per il lavoro. Insomma, al momento non vi è nulla che possa far presagire un cambio di rotta, non vi sono altre suggestioni, nemmeno la vicenda della casa del papà del professore a Carlopoli sembra aver inciso più di tanto. Sono molto tranquillo su questa questione, io sono in attesa che il problema giudiziario di natura amministrativa venga risolto, ci sono 7 o 8 opzioni amministrative per chiudere questa cosa che non mi riguarda personalmente, ma è una cosa che risale agli anni 80 e che ho ereditato da mio padre, però sono assolutamente tranquillo, non è una villa, è una casa. Frutto del sudore di 40 anni di attività di lavoro indipendente di un mio padre che è tranquillo, una persona normalissima. A Crotone adesso, perché il sindaco pugliese ha spiegato nel corso di una conferenza stampa le sue dimissioni ed è stata una conferenza stampa polemica. Vediamo perché. Una conferenza stampa appassionata che chiude l'esperienza amministrativa di Ugo Pugliese, il sindaco di Crotone è deluso, amareggiato. La vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto è solo uno dei motivi del suo stato d'animo. Forse la causa scatenante l'indifferenza che il primo cittadino ha notato nei suoi confronti. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è caduta in occasione della convention elettorale della propria parte politica. Quello che ha portato alla rottura definitiva, quello ha anche esplicitato, la sostituzione del sindaco in una convention politica. Il giorno, con un invito fattomi pervenire WhatsApp con la sostituzione del mio nome, che vuol dire che non c'è più, non c'è nessun presupposto politico per poter restare. Se non si ha l'accortezza non solo di esplicitare un pensiero riguardo a ciò che è accaduto, un'analisi, non volevo nemmeno sostegno, ma un'analisi su quanto è accaduto, non solo non lo si è fatto, per quanto si è proceduti lo stesso tal quale ad portare avanti una convention con la sola sostituzione del nome del sindaco con quella di un altro esponente. Quindi vuol dire che è tra l'altro fatto la mattina alle 12:16, perché mi è rimasto ben impresso, e vi ricordo che io l'interrogatorio di garanzia l'avevo il pomeriggio dell'11. È chiaro che non puoi non prenderne atto. Fin qui i motivi della scelta, poi le rivendicazioni su quanto è stato fatto nel triennio, l'impegno per la bonifica, l'avvertenza per far ripartire l'aeroporto, azioni a supporto di una città che, dice Pugliese, rischia l'immobilismo addirittura di fare passi indietro se non si saprà raccogliere la sua eredità. Acquisisco le critiche, ma dico attenzione, che spesso e volentieri per fare le critiche poi non si muove niente, non parte niente, rimane tutto tal quale, e il che sarebbe non una tragedia, un dramma per questa città. Io mi sono sempre speso per questo territorio e continuo a spendermi perché ci credo. Credo nella nostra città, credo nella possibilità di sviluppo che ha la nostra città
E quindi quello che ho fatto prima mi ha portato poi alla candidatura e alla votazione alle elezioni di sindaco. Ritornerò a fare quello che facevo prima. Io farò politica per la mia città. E c'è un problema che sta diventando davvero importante in tutte le città calabresi, parliamo dei rifiuti, tra l'altro l'avevamo annunciato in un servizio qualche settimana fa, le discariche sono al collasso e quindi è sempre più emergenza rifiuti anche a Cosenza, anche nei centri, in alcuni centri della provincia, e domani ci sarà un incontro alla cittadella regionale. Intanto però sta diventando insostenibile la situazione nella Locride, la spazzatura è ovunque, minacciata anche la chiusura delle scuole. Vediamo. Cumuli di immondizia per le strade, missa ad un olezzo nauseabondo, emergenza rifiuti nella Locride a causa del blocco degli impianti di conferimento. I sindaci hanno riunito un tavolo tecnico d'urgenza manifestando la loro preoccupazione rispetto a ciò che sta avvenendo sull'intero territorio e che ha creato non pochi allarmismi anche fra la popolazione. Auspicano la risoluzione tempestiva dell'avvertenza. Se ciò non avverrà entro domani, fanno sapere, si arriverà alla chiusura mediante ordinanza contingibile di tutte le scuole e degli uffici pubblici per tutelare la salute pubblica. Chiedono inoltre l'intervento della Regione Calabria e della città metropolitana ad attivarsi per normalizzare il servizio di smaltimento dei rifiuti. La situazione è al collasso e non è più rimandabile, bisogna intervenire e farlo in fretta per scongiurare conseguenze molto più gravi. Le strade interne della cittadella regionale, siamo a Catanzaro, intitolata ai presidenti della regione che si sono succeduti negli anni, stamattina i primi 5, vediamo. Con una cerimonia sobria e solenne nella sede della Regione Calabria sono state intitolate 5 strade interne della cittadella ai primi 5 presidenti dell'ente. Si tratta di 5 personalità di primo piano della storia politica calabrese: Antonio Guarasci, Aldo Ferrara, Pasquale Perugini, Bruno Dominianni e Francesco Principe, ricordati con grande emozione dal presidente Oliverio. Noi abbiamo bisogno di ricostruire la storia. Questo atto, l'atto di oggi, è un atto che va in questa direzione, oltre che un riconoscimento a quanti hanno svolto ruoli di primo piano nella guida di una regione difficile come la nostra, dando un contributo importante nelle diverse fasi storiche. Oggi abbiamo potuto farlo questo perché la Calabria ha una sua casa comune, che è la cittadella regionale. Finalmente c'è un punto di riferimento importante, che è il punto di approdo di una fase storica molto tormentata. Non bisogna dimenticare che la Calabria è una terra difficile, nella quale l'esercizio di una funzione di governo nel corso degli anni ha richiesto un impegno straordinario a tantissimi uomini che appunto hanno dedicato parte della loro vita per servire questa terra. Dopo la cerimonia di intitolazione delle strade è stata inaugurata la galleria di tutti i presidenti della regione dal 1970 ad oggi. È stata una bellissima manifestazione quella di oggi, che dà tono all'istituzione regione, perché come nei parlamenti, come in tutte le altre regioni, vi è la galleria dei presidenti e vi è il ricordo di quanti hanno svolto funzioni di governo di primo piano, appunto importanti. Anche in Calabria oggi possiamo dire di avere scritto una pagina importante che completa l'opera che abbiamo fatto per dare alla Calabria una casa dei calabresi. A Cosenza adesso, dove sono state premiate 32 aziende storiche, l'iniziativa è della Camera di Commercio, vediamo. La Camera di Commercio di Cosenza ha celebrato la terza edizione del Premio Imprese Storiche, un tassello importante del grande progetto Open Camera Cosenza, la svolta culturale e organizzativa introdotta dal presidente Klaus Salgeri fin dall'inizio del suo primo mandato. Oggi noi premiamo le imprese storiche, è davvero un'emozione. Per me le imprese storiche sono la spina dorsale di questo territorio, lo sono su questo territorio ma anche a livello nazionale. Sono quelle che danno l'esempio
a chi vuole fare imprese per il futuro, sono quelle che hanno le spalle larghe per far sì che chi vuole fare imprese si possa appoggiare. E noi riteniamo che le imprese storiche su questo territorio, ma anche a livello nazionale, sono il futuro dell'economia e che noi dobbiamo prendere ad esempio. Il premio ha lo scopo di esaltare i valori storici della cultura d'impresa ed attestare il talento di tutti quegli imprenditori ed imprenditrici che continuano a contribuire allo sviluppo economico della provincia di Cosenza. Oggi noi come terza generazione cerchiamo di impegnarci e di continuare a sviluppare il progetto dei nostri nonni fondatori dell'azienda attraverso appunto il nostro lavoro, il nostro impegno e soprattutto attraverso la dedizione al lavoro. Per il 2019 sono state 32 le aziende della provincia di Cosenza premiate con un diploma di benemerenza e la consegna della medaglia d'oro. Un momento di grande festa ed emozione che ha salutato con entusiasmo la tenacia e l'impegno di quanti sono riusciti ad andare avanti superando nel tempo le diverse crisi del mercato e i tanti ostacoli. La serietà nel lavoro è la prima cosa e poi tanta volontà e tanta forza di volontà. Con i tempi che corrono, quelli come noi che abbiamo partita IVA dovremmo essere degli eroi in Italia. Promuovere identità, storia, saperi di un territorio sono fattori che caratterizzano il cammino della Camera di Commercio di Cosenza e che proprio nelle imprese storiche trovano la massima espressione. Noi premiamo le imprese storiche che hanno mezzo secolo di attività perché sono il nostro esempio. C'è chi come generazione, anche la mia famiglia, far vedere che in realtà c'è un'attenzione nei loro confronti è una cosa molto più bella. Per questo dico, chiamatela un'emozione se volete, ma è una gioia, un qualcosa che all'interno non si può non sentire. Siamo allo sport, la Regina domina incontrastata, altra vittoria fuori casa, vince anche la Vibonese, sconfitte per Catanzaro e Rende, vediamo. Una pioggia di gol nelle gare delle calabresi di Serie C, con Regina Vibonese nel ruolo di protagoniste, Catanzaro e Rende vittime sacrificali. La capolista marcia come un treno, anche sui campi dove dovrebbe trovare maggiori difficoltà. Anche a Teramo gli Amaranto hanno saputo trovare la chiave per scardinare la difesa avversaria. Dopo soli 4 minuti il gol di Reginaldo ha spianato la strada. Poco prima del termine della prima frazione, il 14° gol di Corazza ha indirizzato definitivamente la gara, chiusa nella ripresa dalla rete di Loiacono. Un successo larghissimo quello conquistato dalla Vibonese sul campo della Sicula Leonzio, 7-2 in favore dei calabresi che dopo soli 40 minuti erano già in vantaggio di 4 reti. Di Bernardotto il gol del vantaggio, seguito dalla doppietta di Berardi e dal gol dell'ex siglato da Peterman. Nella ripresa il tentativo di Bollino di riaprire il match sul calcio di rigore, ma subito dopo il 5-1 con Malberti. Gara vivacissima e occasioni a raffica. Grillo ha approfittato del calo di tensione e ha segnato la seconda rete dei padroni di casa. Nel finale Emma Usso e Prezzabile hanno chiuso i giochi. Perde uno scontro diretto il Catanzaro che cede alla Ternana. Palumbo sblocca il risultato che resta invariato quando Canutè si fa parare un calcio di rigore da Tozzo. Nella ripresa arriva il pari dei giallorossi con Celiento, ma gli umbri compiono un nuovo sorpasso grazie all'autorete di Martinelli sul tiro di Defendi respinto dal palo. In chiusura il terzo gol ospite con Paghera. Anche il Rende cede al Bari, l'ex Simei trova il vantaggio in modo rocambolesco, la doppietta di Antenucci a segno sul fine del primo tempo e poi sul calcio di rigore fissa il risultato sullo 0-3 per i pugliesi. E chiudiamo con un servizio dedicato alla musica, anzi alla web music. Successo per la prima edizione del Web Music Marketing organizzata dal maestro Paolo Monaco, direttore artistico del Centro Didattico Musicale Il Pentagramma. Nella sala multimediale dell'Istituto Todaro Cosentino di Rende le lezioni tenute da Mimmo Mirabelli, concertista di fama internazionale, e da Gianluca Pica, componente dell'orchestra di Renzo Arbore e docente presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Un'iniziativa che ha coinvolto esperti di musica di ogni genere e che mira a favorire lo sviluppo dell'immagine artistica nel mondo dei social network. È stato questo web music marketing apprezzato da tutta Italia, c'è gente che viene da fuori, da Roma, dalla Sicilia, insomma ha preso molto interesse perché questo è proprio rivolto ai conservatori e alle scuole di musica ad ampio raggio e facciamo questa promozione in maniera sui laboratori, tutto ciò che è multimediale per quanto riguarda la promozione
artistica con i social network. Ho notato che i partecipanti sono tutti presi da questa iniziativa, stanno lavorando a 360 gradi e ho notato un entusiasmo che mancava da molto tempo, quindi vuol dire che i ragazzi messi in gioco loro riescono a dare il massimo. Daremo seguito a questa iniziativa e contiamo di organizzarle. Già a gennaio saremo nel Lazio e poi faremo Abruzzo, Piemonte, quindi stiamo dando spazio a tutta Italia e poi naturalmente sarà il fulcro di tutto questo in Calabria. Prima di salutarci, le previsioni del tempo. Correnti umide apportano condizioni di tempo lievemente instabile con nuvolosità sparsa e locali piovaschi, specie sui settori ionici. Domani nuvolosità sparsa con piovaschi possibili su versanti ionici, specie in serata, variabile con ampie schiarite altrove. Temperature stazionarie. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani mosso o molto mosso lo Ionio, il Tirreno mosso il settore settentrionale, poco mosso sotto costa quello centro-meridionale. Venti moderati o localmente forti da Grecale. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava, in messa in onda a Giuseppe Costanzo. Noi vi auguriamo un buon proseguimento.